Appuntamenti di giovedì 4 settembre a Palazzo Fascia di Sesti Levante c'è la mostra La donna e l'isola di Gloria Fava, si può vedere dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. In municipio a Sesti Levante è aperta la mostra a cura dello scultore Leonardo Lustig, orario di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 22. Quarto giorno per la Portofino Summer School of Philosophy, 5 giornate di conferenze, seminari ed escursioni guidate sui passi di Nietzsche. Le relazioni sono in programma al pomeriggio dalle 15 al Teatrino Comunale di Portofino. Inaugurazione della mostra Liguria in navigazione, storia di mare dalla preistoria all'impero romano al Museo del Mare di Santa Margherita Ligure. Inaugurazione alle 16:30 con la conferenza sulla marineria ligure a cura dell'autore Pietro Berti. La campagna estiva Aprica Biorepec per educare alla bioplastica fa tappa a Moneglia. Dalle 17 alle 19 in Piazzetta delle Poste si terranno eventi divulgativi gratuiti, tra cui video immersivi e laboratori per bambini condotti da un biologo marino dell'Associazione Verde Acqua. La Croce Rossa di Cogorno organizza le serate aspettando i perdoni e perdonetti nella sede del comitato dalle 19 all'apertura degli stand gastronomici, a seguire ballo con l'orchestra Paolo Bertoli. In piazza Colombo a Chiavari c'è la partenza della fiaccolata di solidarietà per sostenere la partenza della Global Sumud Flottiglia, l'operazione umanitaria per portare i generi alimentari nella striscia di Gaza, ritrovo ore 20. Alessia Piperno presenta il suo libro Azadi nella terrazza dell'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante alle 21. L'evento fa parte della rassegna letteraria Sesti Levante d'autore, l'autrice dialoga con Silvia Suriano. Alla libreria La Zafra di Chiavari Sergio Giordano presenta il libro di Sallustio La guerra di Catilina, a cura di Luca Fezzi, l'inizio alle 21. In piazza Colomba Camogli Raffaele Caruso presenta il suo libro alla stazione successiva sul cantautore Fabrizio De André, l'inizio alle 21. All'Oratorio dei Bianchi di Rapallo alle 21:15 il concerto d'organo di Edmond Voefrey per il 27° Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria. Serata danzante con l'orchestra Caravel in piazza San Siro a Santa Margherita Ligure, l'inizio alle 21:30. Sempre alle 21:30, ma in piazza Nostra Signora del Loto a Chiavari c'è il concerto del gruppo musicale Fingerlips.